like I'm rolling through the hardest days. My entire existence just this way. The rain outside, the faith inside of me, the need to run. This is the way I feel, so confused. I am waiting for this uncertain race. This is the way I feel, so bemused. Need to change and face what might be wrong. This is the way, the way, the way. This is the way, the way, the way. They'll talk about this pass for years as Zanardi jumps around Brian Herta to take the win on the last lap. And for Praticamente quando ero all'inizio del mio progetto la vedevo molto in questo modo. Vedevo l'idea di poter diventare un pilota di Formula 1 come un punto di arrivo, che forse mi avrebbe anche regalato felicità. Sto parlando per metafore e rischio di suonare anche un po' retorico, però quello che ho imparato nella vita è che il grande risultato certamente completa la vita e ti regala grande gioia e grande soddisfazione, ma di fatto è un momento che dura pochissimo. E soprattutto a quel momento tu puoi arrivare soltanto se ciò che occorre fare per arrivare in lì è non ugualmente appassionante, ma è molto più appassionante. Cioè, se il vero valore è fare le cose, è progettare la tua strada e percorrerla, è molto probabile che tu possa arrivare un bel giorno anche a diventare campione del mondo di Formula 1. Se invece la cosa a cui ambisci è unicamente quella, perché magari vuoi sposare una velina, vuoi viaggiare sul tuo aereo privato, non c'è nulla di sbagliato in questo. No, ovviamente, insomma, Però è molto difficile che tu possa riuscire ad avere quelli che sono soltanto dei valori aggiunti. Cioè, per capirci, io a Londra, ormai quasi 2 anni fa, ai Giochi Paralimpici, ho vinto 2 medaglie d'oro. È stato un momento bellissimo. Però nel momento in cui la guardavo sta medaglia era già un po' una foto da attaccare al muro e mi rendevo perfettamente conto che se ce l'avevo in mano non era, insomma, non sono andato in bicicletta per vivere quel momento, ma l'ho vissuto perché volevo andare in bicicletta. Ecco, è questo unicamente il segreto. Quindi, che, credetemi ragazzi, fa funzionare ogni cosa. No, tornando alla domanda che mi facevi all'inizio, come ero io da ragazzino, quando ero ancora all'inizio di questo progetto, forse avevo un po' fretta di arrivare, però sono stato molto, molto ottimista, molto ostinato, ho cercato con grande impegno il momento in cui finalmente arrivasse un po' di vento in poppa, no? Che mi facesse avanzare più rapidamente, che arrivasse la grande opportunità. E nel momento in cui questa è giunta, devo dirti che non mi sono sorpreso, mi sembrava, come dire, finalmente, no? Finalmente. Poi è passato qualche anno e riguardavo la mia storia un po' in retrospettiva e mi sono anche detto, caspita, però sono stato veramente un folle, investire tutta la mia vita su una cosa che poteva anche lasciarmi con un pugno di mosche in mano. E adesso che ancora qualche anno è passato, che ho qualche cappello bianco in testa, mi rendo conto che invece no, perché credetemi ragazzi, il talento è importantissimo, però se tu vuoi davvero una cosa, prima o poi impari a prendere ogni giornata come una nuova occasione per aggiungere qualche cosina a ciò che stai facendo. E giorno dopo giorno il tuo nuovo punto di partenza si sposta, migliora e magari ad anni di distanza riesci a raggiungere dei risultati che un tempo erano soltanto dei sogni. Per dire che una cosa ottenuta senza fatica in realtà ha un valore abbastanza scarso. Cioè io quando guardo la medaglia olimpica e racconto ai miei amici, chiaramente esagerando,
di come ci sono arrivato, perché mi brillano gli occhi? Perché mi rivedo in tutte le giornate in cui ogni salita era una sfida e non c'era bisogno di un pubblico pagante per spronarmi a cercare di far meglio del giorno precedente, ma perché era la mia passione, per cui io l'ho vissuto come un grandissimo privilegio, il fatto di potermi preparare, di avere un obiettivo importante, ma di essere lì ogni giorno a cercare di aggiungere qualche cosina. Mio papà me lo diceva sempre, è una cosa che questo saggio idraulico mi ha passato, no? Poi tempo fa un amico mi ha spiegato che è la filosofia del Kaizen giapponese, che lì per lì avere una filosofia del Kaizen non mi sembrava neanche un gran complimento. Infatti, ho sentito un brusio qua. Poi ho guardato su Wikipedia, c'è scritto che Kai sta per cambiamento, Zen miglioramento, è la tendenza al miglioramento continuo. Però è quello che mi spiegava mio papà e credo che di tutte le cose che mi ha lasciato in dote, questo è uno dei consigli più preziosi. And Zanardi, oh, with a terrible crash. Oh, and Zanardi, oh, with a terrible crash. E poi qualcuno mi aveva fatto uno scherzo abbastanza ironico, perché pensate che chi mi ha tagliato in due si chiama Alessandro come me, ma di cognome fa Tagliani, per cui sembra una presa in giro che uno che si chiama Tagliani ti taglia in due. E un pezzo della macchina è andato da una parte, un pezzo è andato dall'altra e io ero presente in entrambi I pezzi. i pezzi. E, insomma, pensa che il mio caso è stato oggetto di studio da un ente scientifico che fa capo alla NASA, l'ente spaziale americano, perché il governo vuole in qualche modo capire fin dove un essere umano ha una possibilità di sopravvivere, anche in funzione di quelle che sono le possibilità di assisterlo. E quindi da un punto di vista statistico occorre raccogliere dei dati che nell'automobilismo sono, ahimè, facili da ottenere, per cui il nostro sport veniva costantemente monitorato. E nel mio caso, siccome io sono rimasto per più di 50 minuti con meno di 1 litro di sangue in corpo, mi hanno dato addirittura l'estrema unzione, ho avuto 7 arresti cardiaci, e questi scienziati qualche tempo di distanza hanno detto: vabbè, qui c'è o qualche pi greco che ci sfugge o questo è morto e non lo sa chi è. E io me ne vanto un po' di questa cosa, beh, certo, è ovvio. anche se in realtà non è che io abbia nessun merito, perché io, mentre tutti erano lì in ansia che si preoccupavano, sono stato 8 giorni in coma. Sì, diciamo che non ti rendevi davvero conto. Non mi sono trovato in nessun tunnel, non ho visto nessuna luce in fondo, nessuna voce amica che mi chiamava, però a un certo punto hanno girato la chiave
E la cosa incredibile è che al di là della perdita degli arti inferiori, nonostante tutto quello che il mio fisico ha dovuto sopportare, funzionava tutto. E questo è veramente scientificamente inspiegabile. Credo che come posso dire, la definizione abbastanza emblematica di quella che è stata la situazione di quei giorni l'ha definita mio cognato, che ha detto: noi siamo stati lì per una settimana a torturarci chiedendoci ma questo quando si sveglierà si domanderà come faccio adesso a vivere senza le gambe, e tu ti sei svegliato e con la faccia da culo che ti ritrovi mi ha detto, scusate ancora la volgarità, ti sei detto ma come farò a fare tutte le robe che devo fare senza le gambe? Ma in modo semplicemente curioso, e in effetti devo dire che è stato così. Poi attenzione, non è che questo è accaduto a Zanardi perché Zanardi è un fenomeno, ma perché Zanardi in quella situazione ci si è trovato per davvero, perché io mi ero interrogato su come avrei reagito in una situazione simile. La risposta che mi ero dato in automatico era: mi toglierei la vita. E poi lì col cavolo, Certo. anzi, ragazzi, ero di un felice d'essere vivo, perché io non avevo seguito tanto i lavori in quel periodo, le 15 operazioni in anestesia totale della durata media di 4 ore e mezzo. Quando mia moglie mi spiegò che cosa era successo, in quel momento le sue parole sono state per me una buonissima notizia. Cioè lei mi ha detto anche che avevo perso le gambe, quello che era successo, ma io gli ricordo di averle chiesto: ma sei sicura che ti hanno detto i dottori che non muoio più? Perché per come mi sentivo mi sembrava Non ti sentivi fuori pericolo, ovviamente? No, subito. no. E lei mi ha risposto: no, stai tranquillo, hanno detto che ormai sei fuori pericolo. E io proprio in quel momento gli ho detto: guarda, un problema alla volta, vedrai che in qualche modo da domani ce ne occupiamo, ne veniamo fuori, ma adesso lasciami dormire che ho sonno. Sai, lo sport mi ha insegnato una cosa, e credimi, il metodo è stato esattamente lo stesso che io sono riuscito a applicare con successo anche nel mio percorso riabilitativo. Lo sport mi ha insegnato che se tu vuoi essere efficace, oltre che efficiente, che sembrano due parole che hanno molto in comune, ma sono abbastanza diverse. Efficiente significa fare meno fatica possibile per ottenere un risultato, efficace significa portarlo a casa. Ecco, se tu vuoi essere efficace, devi, gioco forza, sapere più o meno quello che è il percorso che ti porterà e che ti accompagnerà verso il risultato, ma comunque stilare una lista di priorità e concentrarti sul punto 1. Poi una volta tolto quello vai sul punto 2, eccetera, eccetera, eccetera. Io in quel periodo mi sono trovato a rispondere un sacco di volte alla domanda dei cronisti: ma tornerai su un'auto da corsa? Come se quello fosse l'incubo più che il pensiero. E io dicevo: vabbè ragazzi, io sono la stessa persona di prima, la testa è uguale, poco c'era, poco salvato, però scherzi a parte, io sono lo stesso. Nel momento in cui dovessi trovare il modo di riconnettere in modo efficace la testa col resto dell'auto, credo di poter essere lo stesso pilota di una volta. Ma adesso ho altri problemi. Certo. Io non riesco a essere indipendente e autosufficiente nemmeno nell'andare in bagno a far pipì. Cioè, come posso pensare di guidare una macchina? Eppure questa risposta non veniva compresa. Però io mi sono concentrato su quelle cose. Riuscire a vivere in modo indipendente da tutti quei tubi, quei fili che mi tenevano in vita. Io avevo un tubo da mezzo pollice piantato in gola che mi consentiva di respirare. Quella era la priorità. Poi una volta risolte quelle cose non avevo la minima preoccupazione che, qualora avessi trovato il modo, sarei riuscito anche a guidare un'auto da corsa. Tu 2 anni dopo l'incidente torni nel circuito appunto dell'incidente e completi la gara con i 13 giri finali.
momento molto bello col pubblico che faceva la ola, mi seguiva, e pensa che io dopo quasi 2 anni che non salivo su un'auto da corsa, che non salivo su niente se non l'auto stradale, nel momento in cui mi calai nell'abitacolo fu una sensazione meravigliosa. Ecco, lì sì c'è qualche cosa di magico, cioè il fatto di sedersi in un'auto a così tanto tempo di distanza e ritrovarsi, come dire, a casa propria. Feel like I'm rolling through the hardest days. With 2 minutes 30 left. My entire existence just this way. Rain outside, faith inside of me. The need to run. This is the way I feel, so confused. Questo è il 2005, un momento abbastanza magico perché torno in Germania. 4 anni dopo l'incidente. Torno a Oschersleben, un circuito che geograficamente è molto vicino al luogo in cui ho avuto l'incidente, a fine agosto, quindi anche da un punto di vista temporale in una data molto vicina all'anniversario del mio incidente, e vinco la prima volta nel campionato del mondo turismo da pilota disabile contro piloti normodotati, insomma, e che piloti, perché piloti molto molto forti. Dopo questo assaggio di fine 2003 feci tutta la stagione 2004 nel Mondiale Turismo con la BMW Italia. Diciamo, il fatto strano è che io alla fine del 2009 stavo andando molto bene, era un lavoro tra l'altro anche molto ben retribuito, perché insomma è un lavoro che in tanti forse mi invidiavano. Eppure io sono uno che ha sempre cercato di sincronizzare il cervello sui desideri del cuore, non il contrario, perché sono assolutamente convinto che poter trasformare una passione in un mestiere è un grandissimo privilegio, ragazzi, lo riconosco, però in ogni cosa che facciamo, credetemi, c'è sempre un aspetto che per noi può essere appassionante, un modo per lasciare la nostra firma in calce ad un progetto, anche se non c'è un pubblico pagante che guarda, anche negli studi che state facendo, anche nel capire attraverso ad esempio la storia. Questo c'entra poco in apparenza, però questo mio modo di fare mi ha portato un bel giorno a disputare la maratona di New York. Sì. E poi questa handbike, questo mezzo strano, che all'inizio era un modo anche per tenere il fisico in forma, pian pianino è diventata una passione, mi ha portato alla fine del 2009 a fare un ragionamento e a dire: io questa cosa o la faccio adesso o non la faccio più. Però per farla bene bisogna evitare ogni compromesso, per cui significa intensificare l'allenamento, prepararsi, cominciare a fare qualche cosa che non so dove può portarmi, ma io credo fin là di poterci arrivare. E molti erano scettici perché io stavo abbandonando una strada che mi garantiva esposizione mediatica, popolarità, anche denaro, molto piacere personale, perché guidare la macchina è sempre stata per me una grandissima passione, per andare a fare un'altra cosa che in quel momento sembrava la gara contro il Sagrestano, il Campanaro, la Perpetua, per capirci, perché nessuno in Italia sapeva cosa fosse un handbike. Vedi che aver fatto quella cosa con passione, ma con passione vera, ha coinvolto chi mi guardava al punto che se io a Londra, ho portato a casa qualche cosa che secondo me se avessi vinto il mondiale di Formula 1 con la Ferrari forse non avrei portato a casa. Anche perché secondo me il valore aggiunto di quelle medaglie è che le hai portate con la bandiera italiana. Ti ringrazio per questa affermazione che mi lusinga molto, però sarei falso, oltre che anche arrogante, a raccontarti che l'ho fatto per sentirmi certo nazionale, eccetera. Questi sono meravigliosi, non bellissimi valori aggiunti, ma io l'ho fatto per me, io l'ho fatto perché io ero felice nel momento in cui salivo sulla mia bicicletta e andavo ad allenarmi.
Io ero felice nel momento in cui sentivo la gocciolina di sudore che mi solcava la fronte, ero felice nel momento in cui registravo un progresso, e avere avuto per 3 anni un orizzonte così importante come i Giochi Paralimpici è stata la cosa bellissima. Tutto quello che è venuto, una manna che è piovuta dal cielo, stupendo, stupendo. This uncertain race. This is the way, the way, the way. This is the way, the way, the way. Voglio raccontarvi un piccolo aneddoto. L'altro giorno ero sui Colli Euganei, vicino a Padova, al luogo in cui vivo, e ho incontrato un signore che aveva una discreta gamba. E cominciamo a parlare e il tema quasi in automatico scivola sul discorso del doping. E questo mi dice, beh, cosa vuoi Alex? Io ti confesso che in fondo, cioè, se io arrivo al Tour de France e all'ultima tappa sono lì che posso vincere il Tour, cioè io mi doperei, ma chiunque lo farebbe, eh? E poi si gira verso di me come per dire, anche te chiaramente. E io gli dico, ma sei scemo? E mi fa, perché? Dico, ma scusa, tu hai questa occasione e la butti via? Perché nel momento in cui fai questa cosa l'hai buttata, Certo. perché non l'hai vinto tu, l'ha vinto quella vinta porcheria quella che ti roba sei dentro. preso. Ma tu potevi vincerlo, ma quando ti ricapita nella vita di provarci da solo, di guardarti allo specchio comunque con orgoglio e dire sono arrivato secondo, ma Però gli ho complicato la vita, cioè sono arrivato fin qui. Oh ragazzi, ma secondi vuol dire arrivare davanti a tanti altri, cioè nella vita è logico che essere campione su tutti è una figata pazzesca. Però credetemi, nel momento in cui avete dato il massimo, avete fatto tutto quello che potevate, secondo me avete ogni ragione per sentirvi soddisfatti ed orgogliosi del vostro lavoro. Sì. Assolutamente. Forse qualcuno me l'avrà già sentita raccontare questa storia, ma secondo me è emblematica. Io ero nel periodo della mia riabilitazione, forse avevo anche qualche diritto per sentirmi sfortunato, perché non avevo le gambe. Eppure nel centro di riabilitazione che frequentavo ho conosciuto un giorno un signore col quale avevo fatto prima 2 chiacchiere, non sapevo nemmeno perché fosse lì, salvo che poi poche ore dopo lo vedo con una bambina in braccio che piangeva guardando fuori dalla finestra. Questa bambina era senza le gambe e nel momento stesso in cui io andai lì a dirgli qualche cosa, così mi sembrava di essergli di aiuto, lui si girò, mi guardò con questo sorriso enorme e mi disse: io sono la persona più felice del mondo. E io ci sono rimasto. E poi ha continuato dicendo, vedi mia figlia ha compiuto da poco 4 anni ed era questo il momento tanto atteso, perché qui al centro ortopedico avevano detto che prima non avrebbero potuto fargli le sue gambe. Lei è nata così senza le gambine. Oggi finalmente è quel giorno. E quando è stato il momento di alzarla in piedi, il tecnico ortopedico mi ha guardato e mi ha detto, e le scarpe? Perché c'era bisogno di mettere le scarpe sulle protesi. E io erano le 12:15, sono dovuto fuggire dal centro, cercare un negozio, ho comprato un paio di scarpe a mia figlia e in questo momento sono la persona più felice del mondo. Ecco. Però quello che mi è successo credo che testimoni in modo evidente che tutte le cose che accadono nella vita possono essere trasformate in una grande opportunità, perché guardate, le cose che sto facendo io oggi sono tutte connesse alla mia nuova condizione, quindi se io sono riuscito a trasformare quello che mi è accaduto in una cosa che è forse la più grande opportunità della vita che ho avuto, credo che con un punto di partenza leggermente migliore, e ce ne sono, si possa fare altrettanto. Io credo che la sfida non è tanto fare una cosa, ma partire perché la ritieni possibile.